Prima di iniziare la videolezione, dal titolo Chiese, ordini monastici e religiosità nella Sardegna medievale, il monachesimo maschile, desidero salutarvi tutte e tutti e ringraziare gli organizzatori di questo ciclo di incontri. In particolare voglio ringraziare l'architetto Antonio Piras, che già alcuni anni fa mi coinvolse per una lezione, allora in presenza, sulla religiosità nella Sardegna di età moderna. Ringrazio pure l'amico il dottor Giovanni Serreri, che ha curato il coordinamento scientifico di questo percorso sulla storia medievale di Sardegna, includendovi il mio contributo. In questa lezione non tratterò del monachesimo benedettino femminile, che spero possa trovare spazio in un incontro successivo. Vedremo invece quali ordini maschili penetrarono nell'isola. La Sardegna, come è stato richiamato nella videolezione curata dal dottor Serreri, appare suddivisa dall'undicesimo secolo nei 4 regni autoctoni di Calari, Arborea, Torres e Gallura, nati a seguito dell'indipendenza da Bisanzio dell'Arcontato di Sardegna e alla successiva sua frammentazione. Dopo il 1016, superato grazie all'intervento delle repubbliche marinarie di Pisa e di Genova, il pericolo delle incursioni arabe, i 4 regni sardi si riaprirono all'Occidente e alle sollecitazioni politiche, culturali e religiose che provenivano dalle terre poste al di là del Tirreno, dalla Terra Manna, presentando istituzioni, tradizioni culturali e religiose di matrice bizantina. Continuarono per esempio a essere oggetto di venerazione santi propri del menologio greco, come Anastasia, Elia, Teodoro, Nicola, Pantaleo, Bacchisio, Basilio, Sofia e ancora Sergio, Tecla, Anatolia, Maria Egiziaca, Marina, Platano, già titolari di una o di più chiese nell'isola. In questa immagine vedete la chiesa di Santu Eru, cioè la chiesa di San Teodoro, a San Vero Milis, nel regno di Arborea. Nel primo Medioevo fu molto importante anche il culto del Santissimo Salvatore. E di questo culto abbiamo un'importantissima attestazione nella chiesa attualmente ubicata nella periferia di Iglesias. Questa chiesa era nata in età bizantina, nel primo Medioevo era compresa nel regno di Calari, una chiesa che senza soluzione di continuità è stata officiata praticamente sino alla prima età moderna. Centrale fu anche il culto di Maria Madre di Dio, la Pura, l'Immacolata, di cui resta una testimonianza antichissima sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista delle pratiche devozionali nella chiesa dedicata appunto a Nostra Signora o a Santa Maria, ubicata a Bonarcado. Si dimostrò molto vitale anche il culto di San Costantino Imperatore, come suggeriscono gli usi onomastici nei 4 regni sardi. Almeno sino alla metà del XII secolo Costantino, con le varianti Gosantine, Gantine, Antine, era infatti uno dei nomi più diffusi e lo era peraltro in tutti i ceti sociali, compresi quelli più elevati. Anche diversi sovrani dei regni sardi ebbero questo nome. Nell'isola erano presenti nel primo Medioevo diverse comunità monastiche, sia di tipo cenobitico sia eremitico. È probabile che vi siano stati diversi monasteri di regola basiliana, ma certo non si può parlare, come affermato in passato, di una vera e propria opera di colonizzazione basiliana. Tanto più che abbiamo notizia solo di una comunità, quella di Santa Barbara di Capoterra, e le notizie che riguardano questo monastero sono del pieno Medioevo. Un documento ricorda l'esistenza
dei monaci eremiti nel 1281, però menziona la guida, un tale Guantino, senza ricordare l'ordine. Un altro documento invece del 1335 precisa che si trattava di una comunità affidata alle cure di un tale frater Paulo Ordinis Basiliensis, quindi chiarisce che si trattava di una comunità appartenente all'ordine monastico appunto di San Basilio. Dopo il 1016 la Sardegna diventò oggetto delle attenzioni della Santa Sede, che era decisa a riportare l'isola, ripetiamo, fortemente legata a Bisanzio, all'interno della Chiesa occidentale, soprattutto dopo lo scisma della Chiesa d'Oriente con quella d'Occidente, avvenuta nel 1054, la Curia Pontificia cominciò a sollecitare i sovrani sardi affinché si adoperassero in tal senso. Così i re sardi, a partire dal 1063, sia per le pressioni pontificie, ma anche per ragioni che furono politiche e di sensibilità personale, cominciarono a richiedere la presenza degli ordini monastici benedettini, i quali, con la loro azione di preghiera e di lavoro, avrebbero potuto avviare, come effettivamente fu, un processo di rinascita economica, culturale e religiosa nei propri stati. L'arrivo dei religiosi benedettini, provenienti dal monastero fondato a Monte Cassino da San Benedetto, che si diffuse più o meno contemporaneamente nei 4 regni sardi, si articolò in 2 fasi. Una prima fase ebbe inizio nel 1063 e si sviluppò nella seconda metà dell'XI secolo. In questa prima fase giunsero in Sardegna i monaci cassinesi e i vittorini. La seconda fase, nel secolo successivo, portò invece i camaldolesi, i valombrosani e i cistercensi, un ordine benedettino del tutto nuovo. Nell'anno 1063, dunque, il re Barisone I di Torres inviò alcuni ambasciatori all'abbazia di Monte Cassino per chiedere che gli fossero inviati alcuni monaci. L'abate Desiderio venne incontro alle richieste del sovrano e un gruppo di 12 religiosi, muniti di libri liturgici, di reliquie e di quanto poteva servire per l'impianto di questo monastero, si imbarcarono diretti a Torres. Le fonti ricordano che la nave su cui viaggiavano venne però attaccata e saccheggiata da corsari pisani. Sappiamo che alcuni monaci morirono e gli altri tornarono a fatica e dopo molte disavventure a Monte Cassino. Il progetto di una fondazione di cassinesi nel regno di Torres venne ripreso 2 anni dopo. Nel 1065 essi accettarono infatti la donazione della Basilica di Santa Maria Madre di Dio dell'Occo Quidicitor Bubalis, cioè la chiesa di Nostra Signora di Bubalis o di Mesumundu in Agro di Siligo, e anche venne concessa la chiesa di Sant'Elia di Montesanto, anch'essa in Agro di Siligo, assieme alle loro pertinenze. I monaci avrebbero dovuto provvedere a bonificare e a coltivare i terreni incolti e abbandonati e a erigere quegli edifici che sarebbero serviti per l'impianto del monastero e per supportare l'attività appunto di bonifica agricola. È necessario ricordare che l'anno successivo anche il re di Calari, Orzocco, richiese la presenza dei cassinesi, forse, così suggeriscono le fonti, per scontare alcuni fatti di sangue che in qualche modo lo avevano visto coinvolto. Orzocco donò ai monaci di San Benedetto una serie di chiese ubicate nella curatoria di Sulci, fra cui la chiesa di Santa Marta in territorio di Giba e la chiesa di Santa Maria di Flumentepido in territorio di Carbonia. Questa donazione era integrata dalle pertinenze di queste chiese, pertinenze territoriali, ma anche venivano concessi
i servi e le serve e tutto quanto vi era in quelle terre, in quei possedimenti. I cassinesi non entrarono però mai in possesso di questi beni perché probabilmente essi vennero ceduti alla diocesi di Sulci. Così il vuoto lasciato dai cassinesi nel regno di Calari venne occupato circa un ventennio più tardi da un altro ordine benedettino, quello di San Vittore di Marsiglia, su cui a breve ritorneremo. Nel regno di Torres, i successori di Barisone I continuarono ad appoggiare i cassinesi, sostenendo tra il 1120 e il 1127 la nascita di altri monasteri. Ciò avveniva o con la cessione di quote del patrimonio privato dei sovrani e in qualche altro caso venivano invece cedute delle quote demaniali. Altre volte, invece, i sovrani turritani sostennero i cassinesi molto semplicemente autorizzando le donazioni fatte pro remedio anime, cioè per la salvezza dell'anima, da parte della facoltosa aristocrazia locale. E questo è il caso della chiesa di San Pietro di Simbranos in Anglona. Questa chiesa era stata edificata per volontà e a spese di una coppia di nobili, Costantino de Carbia e sua moglie Giorgia de Zori, i quali poi donarono la chiesa all'ordine cassinese, con il beneplacito però del sovrano Costantino I. I monaci, tra l'altro, avevano avuto la facoltà di disporre come meglio ritenevano di questa chiesa. Sempre intorno al 1120 un'altra coppia di aristocratici, Furatu de Gitil e Susanna de Zori, sempre con l'approvazione del sovrano e del vescovo di Torres, donarono a Monte Cassino la chiesa di San Nicola di Soglio presso Sedini, assieme a una cospicua dotazione che serviva all'impianto del monastero. Oltre a vaste proprietà, la dotazione comprendeva 50 servi e serve, un patrimonio zootecnico composto da 50 cavalli, 100 vacche, 300 maiali, 1200 pecore, 50 capre, 15 paia di buoi da lavoro, circa 12 libri liturgici, oggetti di culto in argento, paramenti liturgici e tutta una serie di attrezzature che sarebbero servite per organizzare il dormitorio, la cucina e la cantina. Il patrimonio si accrebbe con la cessione della chiesa demaniale di Santa Maria di Soglio. Il complesso di San Nicola di Soglio assunse al rango di una vera e propria abbazia e fu secondo per importanza solo al complesso di Santa Maria di Tergu, vicino a Castelsardo. Santa Maria di Tergu fu sicuramente in assoluto il monastero più importante del regno. Esso era stato edificato nel sito di un complesso monastico di età bizantina. La chiesa era stata donata ai cassinesi poco prima del 1122. I monaci avevano cominciato a ricostruire o a riadattare tutta una serie di edifici monastici precedenti. Nella fotografia, oltre a questo piano bellissimo della facciata della chiesa, possiamo notare attorno dei resti di strutture murarie che sono state messe in evidenza una ventina di anni or sono e che sono ascrivibili alle precedenti strutture monastiche di età bizantina. Grazie alle donazioni della famiglia giudicale, il monastero si dotò di vaste proprietà, di riserve di caccia e di pesca, di miniere e di saline e nel tempo arrivò a controllare numerose chiese nella curatoria di Anglona e qualche monastero e qualche chiesa anche nella curatoria di Nurra. La ricchezza e il potere raggiunti dai cassinesi nel regno di Torres va detto che non mancarono di suscitare conflitti con il clero locale,
conflitti che vennero risolti solamente grazie all'intervento del Papa, che diede però sempre ragione ai cassinesi in quanto l'ordine era strumento della politica papale nel regno di Torres. La presenza cassinese è attestata anche nel regno di Arborea, per quanto circoscritta ai monasteri di San Giorgio di Bonarcado e a San Nicola di Gurgo o Burgo. Questo era ubicato fuori le mura di Oristano e di esso oggi non resta alcuna traccia. Il monastero, che vediamo in un disegno ottocentesco, venne fondato nel 1182, allorquando il re Barisone I donò la chiesa di San Nicola, fatta erigere da suo padre, all'ordine di Montecassino. Egli chiese che gli fosse inviata una comunità di monaci, ma evidenziava la necessità che 3 o 4 di costoro dovevano essere molto istruiti, perché se le circostanze lo avessero richiesto, questi monaci avrebbero potuto essere eletti vescovi o arcivescovi, oppure avrebbero dovuto ricoprire l'incarico di ambasciatori presso la Santa Sede o presso l'imperatore. La dotazione iniziale di questo monastero comprendeva un vasto patrimonio immobiliare, oltre a numerosi servi e serve. In seguito a un privilegio reale, i cassinesi ebbero anche il monopolio sulla pesca e sull'estrazione del sale negli stagni di Santa Giusta e di Cabras. Come ricorda questo passo, estrapolato appunto dal privilegio a cui ho appena accennato, che recita: in mare sancta iusta et in mare de ponte et in mistras pisci null'uomine mortale non delis levat, cioè nessun uomo può prendere, può pescare in questi stagni. Et como inanti nemo non delis levet in ambilla, in pisci et salis non lis levet né in ponte de funami, nec in piscobiu, nec in ponte de sinis. Quindi viene precisato anche che nessuno poteva pescare le anguille, nessun tipo di pesce, e non poteva neanche prelevare il sale di tutte queste località, di questo comparto oristanese. Il monastero nel 1335 risulta però inattivo, non sappiamo da quanto tempo. Anche i monaci vitorini, provenienti dalla comunità benedettina di San Vittore a Marsiglia, giunsero in Sardegna nell'undicesimo secolo. Essi si radicarono soprattutto nel regno di Calari. I vitorini erano molto legati al Papa Gregorio VII, che li sostenne nel progetto di fondare nuove comunità in Sardegna e ne assecondò la forza espansiva. Quella forza che già li aveva portati in Catalogna, in Toscana, in Provenza, in Liguria e persino in Terra Santa. Quando si insediò nel territorio dei 4 regni sardi, l'ordine era molto ben inserito nelle dinamiche politiche del papato ed era molto potente sul piano economico. La sua forza derivava soprattutto dall'abilità nelle attività di estrazione e commercio del sale. Fatta questa premessa, è necessario dire che la loro presenza fu quasi contemporanea nel regno di Calari e in quello di Gallura. Nel regno di Calari l'arrivo dei monaci marsigliesi fu formalmente richiesta dal sovrano Orzocco, poco dopo il fallimento degli accordi del 1066 con i cassinesi. Dopo la morte del Papa Alessandro II, filo cassinese, e l'orientamento filo vittorino del successore Gregorio VII. Il sovrano, secondo quanto affermato da Turtas, si vide in un certo senso costretto a rivolgersi ai monaci marsigliesi. I primi possedimenti vittorini nel regno di Calari furono le chiese di San Giorgio di Decimo Puzzu e di San Ginesio di Uta. Nei pressi di quest'ultima chiesa i monaci ebbero la facoltà di costruire un monastero.
La donazione di Orzocco venne riconfermata nel 1089 dal figlio Costantino, che aggiunse a quei possedimenti anche la chiesa calaritana di San Saturno. Gli edifici monastici vennero eretti a fianco alla chiesa. La dotazione era assai consistente e comprendeva vaste terre, un cospicuo patrimonio zootecnico, le saline di Quartu, le peschiere di San Bartolomeo, ma anche chiese, tutte aggregate a San Saturno, ubicate in punti strategici sia per le attività economiche dei monaci, sia per la loro missione religiosa. Pensiamo a Sant'Antioco, di cui vediamo un'immagine alla nostra destra. Ancora pensiamo all'importanza di chiese come quelle di Santa Maria di Palma, di San Vincenzo di Sigerro, di Sant'Efisio di Nora, vediamo un'immagine alla nostra sinistra, e altre variamente dislocate in diverse curatorie del Regno di Calari. Intorno al 1090-1094 il patrimonio del monastero di San Saturno si accrebbe ulteriormente con l'acquisizione delle chiese di Santa Maria de Vineis e Santa Maria di Sepollu nella curatoria di Campidano, San Lucifero di Pau, da identificare probabilmente nell'attuale chiesa di San Lussorio di Selargius, San Pietro di Serris e Santa Maria di Paradiso e Santa Barbara di Acquafredda nella curatoria di Sigerro. Si rivelò assai strategica per i Vitorini l'acquisizione delle chiese di Santa Maria di Portusalis, Sant'Anania, San Pietro de Portus, Santa Lucia, San Salvatore di Bagnaria e Sant'Elia de Portusalis, tutte ubicate nell'area costiera dell'attuale città di Cagliari. Queste chiese erano appunto ubicate nei pressi delle saline e degli scali portuali legati al commercio del sale e il loro possesso, tolto non certo pacificamente alla chiesa cagliaritana, permise ai Vitorini di esercitare un vero e proprio monopolio sull'estrazione del sale, di sviluppare una fiorente attività commerciale mediterranea e di aprire le porte ai mercanti provenzali. Già nei primi anni del XII secolo i Vitorini, per quanto potenti, dovettero però scontrarsi con i pisani, che in Gallura cercavano di impossessarsi di zone ritenute strategiche dal punto di vista economico. A partire dal 1113 i Vitorini persero tutti i loro possedimenti galluresi. Prima Santa Maria di Laraton, presso Olbia, quindi Santa Maria di Surrà, che è il luogo santo, Sant'Andrea di Corte presso Posada e infine Santo Stefano di Posada. Nella carta a sinistra vedete appunto la localizzazione delle abbazie delle chiese vitorine nel regno di Gallura e in quello di Torres, una presenza alquanto limitata. In compenso, nonostante i contrasti con la chiesa locale, nel 1119 i Vitorini acquisirono però nuove chiese nel regno di Calari, tra cui le chiese di Sancti Petri de Pont, Sancti Euvisi de Quart e Sancti Luxuri de Meara. Le prime due chiese ubicate nel territorio di Quartu, appunto, mentre la terza, quella di Sancti Luxuri de Meara, San Lussorio di Meara, probabilmente è da identificare con Mara Calagonis, una chiesa della quale non abbiamo però testimonianze nemmeno archeologiche. A queste se ne aggiunsero altre 5 nel 1141. Il patrimonio immobiliare vitorino era immenso. Nella prima metà del XII secolo i monaci marsigliesi controllavano vaste proprietà terriere nel regno di Calari, dove arrivarono a possedere circa 50 chiese con tutte le loro pertinenze, dislocate, come si vede dalla carta, nelle curatorie di Campidano, di Partedolia, di Sulci, di Sigerro e di Tregenta. Se nelle aree costiere i Vitorini avevano dato impulso all'estrazione e alla commercializzazione del sale, nei territori dell'entroterra essi attuarono opere di bonifica e di sistemazione agricola e diedero un forte impulso all'orticoltura e alla viticoltura.
Oltre a ciò si occuparono di ricostruire o riadattare numerosi edifici religiosi in rovina e si adoperarono per rivitalizzare culti martiriali quali quello di San Saturno, Sant'Antioco, Sant'Efisio e San Usurio. Intervennero inoltre nella redazione o nella interpolazione di testi agiografici legati ai martiri sardi. Introdussero nuovi modelli architettonici di matrice provenzale come la doppia abside, come vedete in questa bella immagine della chiesa di Santa Maria di Sibiola a Serdiana. Nella seconda metà del XII secolo i Vittorini dovettero fronteggiare l'invadenza pisana anche nel Regno di Calari. Ciò nonostante riuscirono a mantenere una posizione di rilievo sino al 1258. La fine del Regno di Calari, in questa data, segnò l'inizio della decadenza del priorato di San Saturno, che perse le saline, le peschiere, quindi i possedimenti dell'entroterra cagliaritano. Nel 1363 i beni del priorato, oramai del tutto abbandonato, vennero incamerati dalla mensa arcivescovile di Cagliari. L'arrivo nel XII secolo di religiosi appartenenti all'ordine toscano di San Salvatore di Camaldoli, che era stato fondato nel 1012 da San Romualdo, apre la seconda fase della penetrazione monastica in Sardegna. I primi insediamenti camaldolesi furono fondati nel Regno di Torres per volontà del sovrano Costantino I e sua moglie Marcusa. Si tratta dei monasteri di San Nicola di Trullas presso Semmestene, San Pietro di Scano presso Scano Montiferro e la chiesa della Santissima Trinità di Saccargia presso Ploaghe. Essi vennero fondati grosso modo tra il 1112 e il 1113, probabilmente a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. L'unico di cui si possiedano notizie certe è San Nicola di Trullas. La chiesa, sappiamo, era stata fatta edificare dagli Aten, una potente famiglia aristocratica, che la donò ufficialmente ai monaci camaldolesi il 29 ottobre del 1113. Nel sito risiedeva già da tempo una comunità di donnos eremitas. Si trattava probabilmente di monaci camaldolesi, eremiti, giunti a Trullas prima dei confratelli cenobiti. Sappiamo infatti che i camaldolesi ammettevano delle fondazioni monastiche miste, in cui si praticava sia la vita eremitica sia il cenobitismo. Il monastero di Trullas fu appunto uno di questi. Il monastero, di cui possiamo apprezzare un'ipotesi ricostruttiva, sebbene fosse rimasto sempre un piccolo monastero con una comunità mai particolarmente numerosa, alla metà del XII secolo aveva possessi molto estesi ed era al centro di una vera e propria azienda zootecnica posta sotto l'autorità del priore e diretta da un armentario. Il patrimonio zootecnico del monastero di San Nicola di Trullas era davvero consistente e consentiva la produzione e la commercializzazione di latte, di formaggio, di carne, di pellami. Conosciamo abbastanza nel dettaglio la condizione patrimoniale del monastero grazie a un documento importantissimo, un registro patrimoniale, il Condaghe di San Nicola di Trullas. Condaghe è una parola di origine bizantina, veniva utilizzata per indicare un bastone attorno al quale venivano avvolte le pergamene. Poi in senso traslato la parola condaghe venne utilizzata appunto per indicare l'insieme di carte. Il Condaghe di San Nicola di Trullas è uno dei pochi esemplari di registri patrimoniali dei monasteri sardi. E il Condaghe di San Nicola di Trullas conteneva, come gli altri condaghi, tutte le registrazioni che riguardavano le permute, le donazioni, oppure le cessioni di terre, le cessioni di servi,
o ancora gli acquisti o la vendita di bestiame, insomma un registro patrimoniale posto sotto la supervisione degli abbati o dei priori, che dava l'idea della consistenza patrimoniale e dell'importanza del monastero. In questa bella immagine vediamo tra l'altro come nel Condaghe siano citati dei nomi di persona, per esempio Andria Picca, la terza riga dall'alto, oppure dei nomi dei toponimi, quindi per esempio Trullas, la quarta riga in rosso, o ancora Gorore, da identificare con l'attuale centro abitato di Borore. Quindi il Condaghe di San Nicola di Trullas, come anche gli altri, sono in realtà documenti importantissimi anche per conoscere la vita sociale e la vita economica non solamente all'interno del monastero ma anche dei regni. Delle tre fondazioni camaldolesi, sorte nel XII secolo nel regno di Torres, quella di Saccargia è sicuramente la più importante. La chiesa era stata costruita per volontà del re Costantino e della moglie Marcusa, i quali, sicuramente prima del 1112, ne fecero dono ai camaldolesi. La storia di questa chiesa, nota attraverso un testo seicentesco, è molto suggestiva e merita di essere ripercorsa, anche se sommariamente. Il testo narra che i due sovrani si erano recati nella basilica martiriale dei santi Gavino, Proto e Januario a Torres per invocare la grazia di un figlio. Sulla via di ritorno alla reggia di Ardara trascorsero la notte nella zona di Saccargia e qui ebbero la visione del Signore e della Vergine che promisero loro la grazia richiesta in cambio della costruzione di una chiesa dedicata alla Santissima Trinità, che essi avrebbero dovuto donare ai camaldolesi. I sovrani acconsentirono, finanziarono la costruzione della chiesa ed ebbero così il figlio tanto sospirato, Gonario, futuro re di Torres. Il patrimonio dei camaldolesi si ampliò notevolmente con l'acquisizione di altre chiese, dislocate nelle curatorie di Orotelli, di Gocceano, di Anglona, di Figurina, Melogu, Planargia e Caputabas, e con quanto proveniva da donazioni e da lasciti testamentari privati. C'è da dire che i monaci e l'abate di Saccargia godevano di larghi diritti. Essi non potevano, per esempio, essere né sospesi né scomunicati da alcun prelato. L'ordine camaldolese continuò a essere attivo anche dopo la fine del regno di Torres. Parlare dei camaldolesi significa anche parlare del monastero di Santa Maria di Bonarcado, che era sorto nel regno di Arborea nei pressi della chiesa bizantina dedicata alla Madre di Dio di cui abbiamo detto in apertura. Il monastero venne fondato su iniziativa del re Costantino I, come si legge nella prima scheda del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, che recita appunto Ego iudice Costantine qui vazzo custabadia. Su suggerimento dell'arcivescovo Omodeo era stato poi affiliato all'abbazia di San Zeno di Pisa. Il monastero di Santa Maria di Bonarcado fu un vero e proprio monastero palatino, venne continuamente sostenuto dalla generosità dei sovrani arborensi, i quali potevano, ricordiamo, esprimersi sugli abbati inviati dal monastero di San Zeno e rifiutare quanti non fossero loro graditi. Il patrimonio iniziale, già notevole, venne ampliato con l'acquisizione di 11 chiese. La maggior parte di queste chiese erano dislocate nelle curatorie del Campidano Maggiore di Milis, mentre altre nella curatoria di Guilcerra. La chiesa venne consacrata nel 1146 e in questa occasione i camaldolesi ricevettero anche altri beni. Il monastero fu in diverse occasioni sede di importanti riunioni politiche, come quella del 1146 che vide riuniti i sovrani dei 4 regni sardi, o anche vi si tenne il sinodo provinciale della Chiesa arborense nel 1302. In una data imprecisata i camaldolesi abbandonarono il complesso di Bonarcado
che tuttavia continuò a mantenere il titolo di priorato. Nel regno di Calari i camaldolesi ebbero, ma solamente dal 1216, il possesso del monastero di San Gemiliano a Samassi, nei primi tempi della sua esistenza controllato dall'abbazia benedettina di San Mammiliano, che aveva sede nell'isola di Montecristo. Collegato a questo monastero era anche la chiesa di San Gregorio di Sardara. Di entrambe le chiese vedete appunto due immagini. Un altro ordine benedettino che penetrò in Sardegna nel XII secolo fu quello di Vallombrosa. L'ordine era nato nel 1039 in Toscana. Si trattava di un ordine molto rigoroso nell'applicazione della regola benedettina. Sappiamo che i Vallombrosani penetrarono nel regno di Torres e in quello di Arborea nei primi anni del XII secolo. Nel regno di Torres ebbero il beneplacito del sovrano Costantino I, ma bisogna notare che essi non furono direttamente chiamati dal sovrano. I Vallombrosani si insediarono dapprima nella chiesa di San Michele di Plaiano, vediamo un'immagine alla nostra sinistra, già appartenuta all'opera di Santa Maria di Pisa, e qui fondarono un'abbazia divenuta presto molto ricca a seguito delle donazioni dei sovrani e di privati. Prima del 1138 l'ordine si diffuse anche nella curatoria di Figurina, dove acquisì un'altra abbazia, quella di San Michele di Salvenor, sulla destra. I Vallombrosani furono attivi nel regno di Torres sino agli inizi del XV secolo. Sappiamo anche che ebbero altri due monasteri nel regno di Arborea, ad Arcuentu e a Tamis. L'ultimo ordine monastico che penetrò in Sardegna fu quello cistercense. L'ordine, nato a Citeaux, in Francia, nel 1098 seguiva un'osservanza molto rigida della regola benedettina, soprattutto per quanto riguardava il lavoro manuale. L'arrivo dei cistercensi riguardò esclusivamente il regno di Torres ed è da mettere in relazione con un personaggio eccezionale, il sovrano Bonario di Torres. Egli aveva avuto modo di apprezzare la vita ascetica dei monasteri cistercensi e la personalità di Bernardo da Chiaravalle, il futuro San Bernardo, monaco cistercense che aveva contribuito alla diffusione dell'ordine. Un ordine, ricordiamo, agli inizi della sua storia non amato proprio per la durezza della regola. Nel 1149, poco prima di abdicare e di farsi monaco cistercense a Clairvaux, Chiaravalle, egli fece arrivare un gruppo di monaci che si insediò nella chiesa di Santa Maria di Corte, presso Sindia, in Planargia, e questo gruppo di monaci fondò il monastero. La presenza dei monaci cistercensi apportò delle novità rispetto a quanto era stato attuato dai Cassinesi, dai Vitorini, dai Camaldolesi e dai Vallombrosani. Sul piano culturale e religioso essi agirono più profondamente e più diffusamente con un programma di evangelizzazione più esteso, mentre sul piano economico diedero vita a una modernizzazione del settore agropastorale, creando delle vaste aziende agrarie, le grange, dove introdussero nuove tecniche per l'irrigazione e per la fertilizzazione dei campi. Nelle grange, tra l'altro, si praticavano anche attività artigianali che vivacizzarono le attività produttive in generale e quelle commerciali. Da Santa Maria di Corte dipendevano l'eremo di San Lorenzo di Silanus, fondato nella seconda metà del XII secolo, forse collegato all'attività estrattiva del calcare e alla produzione di calce. Anche i successori di Gonario ebbero un occhio di riguardo per i cistercensi, non sempre favorendo le comunità già insediate. Per esempio, nel 1205 il re Comita chiamò direttamente da Clairvaux e non dai monasteri turritani o sardi un gruppo di monaci ai quali donò la chiesa di Santa Maria di Paulis vicino a Ettiri.
L'abbazia, con tutta probabilità interessata da una profonda opera di bonifica e di trasformazione fondiaria, divenne molto importante, acquisì un vastissimo patrimonio zootecnico e proprietà che si estendevano in diverse curatorie. L'abbazia era probabilmente dotata di una biblioteca, o almeno nell'atto di donazione si parla di una costituzione di 2000 abisanti che sarebbero dovuti essere impiegati appunto per la istituzione di una biblioteca. In questa immagine vediamo i ruderi dell'abbazia cistercense. Collegato a Santa Maria di Paulis era anche il monastero di Santa Maria di Coros, dedicato però a quei monaci che volevano fare solo vita contemplativa. Al successo dell'abbazia di Paulis corrisponde il percorso discendente di quella di Santa Maria di Corte. Infatti, dopo il 1272, l'anno in cui il regno di Torres cessa di esistere, questa abbazia comincia una fase decadente e insieme al monastero di San Lorenzo di Silanus passò al regno di Arborea. Tuttavia è da evidenziare che i cistercensi non abbandonarono la Sardegna almeno sino al primo ventennio del XV secolo, quindi mostrarono una capacità di resistere a lungo agli sconvolgimenti che caratterizzarono il 300, quindi sconvolgimenti legati dapprima alla nascita, certo non pacifica, del regno di Sardegna e successivamente alla lunga guerra che lo stesso regno dovette affrontare con il regno di Arborea. I cistercensi abbandonarono definitivamente l'isola solamente nel primo ventennio del XV secolo. Bene, con l'ordine cistercense il mio contributo è giunto alla conclusione. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e per l'attenzione.